Buongiorno, anzi, buonasera perché siamo vicini alla sera. Io non sono abituato a parlare su un argomento così difficile, così complesso, così articolato, che soltanto si studia a livelli, diciamo, accademici, universitari, su argomenti come quelli del dovere tributario della Costituzione, che invece richiedono una conoscenza, un approfondimento. Quindi io tenterò di fare un discorso che sia il meno possibile tecnico e che parta da lontano, parta da prima della nostra Costituzione e si cali lentamente, gradualmente sui principi costituzionali. Il tema della mia lezione, dovere tributario nella Costituzione, è chiaro che non può che presupporre un altro più generale tema. Presuppone l'interrogativo di fondo su quale debba essere il ruolo dello Stato ai fini del superamento delle disuguaglianze. Questo è un paese in cui c'è uno Stato, ci sono soggetti che operano, chi è più ricco, chi è più povero. Questo significa che quando le ricchezze si confrontano e quelli poveri sono più dei ricchi, viene fuori la disuguaglianza, no? Quindi, prima di domandarci il dovere tributario che cosa consiste, il dovere di pagare le imposte, dobbiamo risolvere il problema relativo alle politiche fiscali, alle politiche di incentivi che dovrebbero essere realizzate per garantire una coesione sociale, cioè per garantire che le persone si vogliano bene, che si confrontino, che vivano insieme in pace. Ecco, vi dico subito, ragazzi, che la crisi di questi ultimi anni, pensate alla pandemia, no? Non è soltanto un fatto di malattie, ma è un fatto anche un fatto sociale, è un fatto anche di ricchezze e povertà che sono confrontate, dovrebbero portarci a dare una risposta a questo interrogativo nel senso della rivalutazione del ruolo dello Stato, un soggetto che sta sopra, che ci protegge, che ci assiste, con cui ci confrontiamo. Infatti, pensateci bene, che effetto hanno avuto queste crisi di questi ultimi anni? Non soltanto la crisi pandemica, la crisi economica, le crisi che siamo trascinati ormai da 15, 20, 30 anni, hanno avuto l'effetto di indebolire quello che sono considerati dal punto di vista politico i capisaldi del neoliberismo di importazione nordamericana, cioè il mito dell'efficienza del mercato, il mito della tendenza ad una sempre più estesa privatizzazione. Voi sapete, ve lo dico, ma studierete quando andrete a fare i vostri studi più avanti, che c'è stato un momento, e gli economisti più presenti possono confermare, no? In cui c'è stato un grande numero di economisti che si chiamavano Robert Nozick, Ronald Coase, Milton Friedman, tutti americani la maggior parte, e quelle che noi chiamiamo la scuola di Chicago, che dopo la crisi pandemica, dopo quello che è avvenuto, dopo queste disuguaglianze emerse in relazione alle crisi economiche e anche la pandemia, molti di loro hanno fatto marcia indietro e sono andati a riprendere i testi, sono tornati alla memoria di un grande economista inglese che si chiama John Maynard Keynes, il quale è quello che per primo
almeno in un periodo storico degli ultimi 100 anni, ha portato avanti le teorie interventiste e dello Stato redistributore. Quindi ci sono stati due momenti in cui si sono contrastati, da una parte quelli che stavano con Keynes, che pensavano all'uguaglianza, alla redistribuzione, e ci stavano altri, quelli che dicevo prima, Close, Friedman e così via, che invece ancora danno importanza alla privatizzazione. E proviamo con questa premessa a guardare quello che sta succedendo alla situazione politica e sociale che si sta profilando in questi ultimi anni nel mondo occidentale. Dobbiamo domandarci se questo revival che c'è stato dello Stato è un revival reale, dobbiamo crederci, sta andando verso questo senso, o è soltanto un momento interlocutorio in cui invece poi torneranno a riprendere il sopravvento quelle tesi che vi ho detto che girano intorno a tesi diverse. Cioè Clinton, sapete che era Clinton? Diceva a suo tempo reinventing government, cioè lo Stato deve essere al centro di tutto. In questa fase storica cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo prendere uno spunto dalla situazione di crisi per consolidare l'idea di uno Stato più erogatore di servizi sociali, finanziatore della ricerca, della sanità, della formazione permanente. Dovremmo pensare a uno Stato che si spoglie dalle vesti del leviatano amministrativo, richiamarsi ai grandi valori etici. Io credo che la risposta che dovremmo dare tutti insieme è che chi come me, più anziano, e come voi giovani, sta crescendo, è cresciuto sotto l'egida, lo studierete più avanti, dei principi costituzionali, oggi parliamo di Costituzione, che quindi di solidarietà, sussidiarietà e garanzia del bene comune, dovrebbe sentire istintivamente in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, post pandemia e altro, e l'importanza, torno a dirlo, dell'intervento retributore di un soggetto superiore che è lo Stato. Sono partito quindi a dire puntiamo sullo Stato distributore, vi ho cercato di dire cercando di farmi capire che il passaggio deve essere ineluttabilmente verso uno Stato distributore, verso più uguaglianza. Quindi io credo che non è necessario aver letto Socrate per avvertire che una vita non sottoposta a verifica in termini di valore non vale granché. E se vogliamo che questa verifica avvenga è necessario non solo accordarci sul significato di giusto, tra virgolette, di bene, di equità distributiva, di uguaglianza, ma dobbiamo convincerci anche che nelle democrazie parlamentari spetta soprattutto al potere pubblico, spetta allo Stato mediatore di individuare e di dosare ragionevolmente gli strumenti da utilizzare perché una società sia più giusta e più coesa nella libertà e garantisca a ciascuno il diritto ad un'esistenza dignitosa. Chi può garantire questo è il pubblico, è lo Stato, a parte i genitori, a parte la famiglia e a parte queste cose. E allora in tutto questo, con questa premessa che vi ho fatto, e ancora non ho parlato di tributi, non ho parlato di imposte, il tema che devo svolgere io è il dovere tributario della Costituzione. In questo contesto cos'è il tributo? Il tributo cos'è? Secondo me è, insieme alla spesa, e forse più della spesa, il più duttile degli strumenti che lo Stato ha a disposizione per superare le disuguaglianze e per realizzare quello che ho detto prima, cioè i valori solidaristici.
Quindi difficilmente di quanto dicevano i vecchi economisti ottocenteschi, quelli di cui ho detto prima, il tributo non è un premium libertatis, il premio della libertà, non è l'altra faccia negativa del costo dei diritti. In un mondo visuale, qual è il nostro, è lo strumento non repressivo che uno Stato, che non è soltanto amministrazione, ha a disposizione per correggere le distorsioni e le imperfezioni del mercato a favore delle libertà individuali e collettive e a tutela dei diritti sociali. Questa frase avete percepito quello che non so se vi è chiara. Quindi lo Stato come mediatore, come uno che contempera, abbiamo questi problemi, lo Stato serve a questo e il tributo è lo strumento che ha lo Stato attraverso il finanziamento, attraverso l'intervento e così via per giungere a questi obiettivi. Dovete sapere, voi no, ma chi è meno giovane presente, che queste cose che io vi ho detto oggi le dicevano i nostri vecchi grandi maestri del dopoguerra italiani, quelli stati messi al potere dopo la guerra in relazione al fascismo sconfitto, no? C'era un ministro delle finanze dell'epoca, che era anche un professore, che si chiamava Ezio Vanoni, e vi leggo cosa diceva in quegli anni, siamo negli anni 60, 1960 naturalmente. Diceva, qui il mercato concorrenziale è inadeguato, quindi il privato, senza il pubblico, è inadeguato tanto ad affrontare i problemi dell'accumulazione e dello sviluppo equilibrato, dello sviluppo, no? Quanto a produrre una ridistribuzione della ricchezza eticamente accettabile. Quindi il mercato concorrenziale, quello che viviamo tutti i giorni, ma andiamo anche al mercato stesso, e via, non è sufficiente però per produrre ridistribuzione. Allora lui dice, se è inadeguato, allora in questa Italia, che allora era uscita dalla seconda guerra mondiale, una delle indicazioni fondamentali, ragazzi, questa è una cosa molto importante, d'ordine anche morale, in tema di politica economica e fiscale, qual è? È un ordinamento tributario, cioè un sistema fiscale, un sistema delle imposte, fa pagare le imposte ad altri, che corregga gli esiti del mercato pur nel rispetto della concorrenza e della libertà economica. È complicato, bisogna rispettare le libertà economiche, ma è contemporaneamente necessario però correggere gli esiti del mercato. Quindi questo ordinamento deve attribuire, dice Vanoni, al tributo una funzione di giustizia sociale in attuazione del principio costituzionale di uguaglianza e deve disciplinare il dovere di concorrere alle spese pubbliche come dovere di solidarietà. Due elementi, l'uguaglianza e volersi bene, la solidarietà. E il tributo, che è una cosa tanto antipatica, no? Per pagare le tasse, serve a questo, serve allo Stato, ecco il soggetto che sta sopra, a raggiungere questi obiettivi. E qui io avevo scritto, avevo in mente di soffermarmi con i colleghi, ma non è il caso in questa sede di farlo, che questi problemi, questi valori sono stati sentiti da grandi personaggi del dopoguerra. Voi non sapete chi sono, ma molti non li conosceranno: Bruno Visentini, Guido Carli, stato governatore della Banca d'Italia, Cesare Cosciani, maestro di tutti quanti noi che ci occupiamo di tributi, Gino De Gennaro, Sergio Steve, Antonio Pedone. Questi temi sono stati affrontati da questi studiosi e sono arrivati alle conclusioni che vi ho detto. Che è successo però dopo che Vanoni e questi soggetti sostenevano queste tesi? È successo che abbiamo avuto la crisi fiscale dello Stato e quindi un peggioramento dei conti pubblici. Lo Stato non aveva tributi sufficienti per spendere e comunque c'è stato un stato di insolvenza
che ancora subiamo le conseguenze, perché è uno Stato che non è che ha un attivo e passivo che si equilibrano, ma ha un passivo che è superiore all'attivo, in termini molto... Quindi da questo punto di vista direi che un punto di arrivo l'abbiamo raggiunto, ed è quello che dico io, lo dicono almeno certi giuristi, economisti che noi chiamiamo di matrice egualitarista, che puntano all'uguaglianza, e cioè quanto è importante, quanto è centrale la giustizia distributiva, giustizia che distribuisce tra i soggetti, e quanto il tributo limita sì la libertà, perché chiede soldi a persone, limita i diritti proprietari, limita le stesse potenzialità economiche dell'individuo, perché se un soggetto deve togliersi del denaro per darlo al pubblico, per darlo allo Stato, no? Questo è il tributo, e così via, il soggetto ha un sacrificio individuale. Però pensateci, da una parte c'è questo aspetto negativo che dà fastidio, se ne parla sempre, no? Con battute, televisioni, famiglia, pagare le tasse. Però per aumentare la libertà, per far godere i diritti, il tributo deve alimentare e finanziare lo Stato, e quindi ha una funzione ridistributiva. Cioè il tributo è uno strumento di equo riparto. Nell'etica della responsabilità, il tributo, anche se è antipatico, anche se significa dare qualche cosa, dice la Costituzione, proprio nell'ottica di poi avere una redistribuzione. Poi dite, ma la redistribuzione è fatta male, la redistribuzione non ci piace, ma quello è un altro discorso, quello è la politica, che a noi non interessa in questa sede. Quindi, se è questa la premessa, dobbiamo dire che è sull'uguaglianza, uguaglianza di risorse, uguaglianza di opportunità, come dicono i miei amici economisti, uguaglianza di capability, che si fondano la legittimità dello Stato sociale e la sua funzione di mediatore e distributore tra soggetti e tra entità. Non so se questa prima parte è per fare domande, volete, perché mi sembra che sono argomenti difficili, ma dovete cominciare a capirli. Allora, passiamo al secondo aspetto che volevo mettere in evidenza. Se siamo tutti quanti d'accordo su questa funzione redistributiva del tributo, no? Paghiamo per poi fare una spesa pubblica a favore dei soggetti, e quindi devo dire che almeno in Italia sia il fronte progressista laico sia quello cattolico, soprattutto quello cattolico, è d'accordo su questa funzione redistributiva del tributo. E allora qual è, in termini di politica economica e sociale, il passo avanti da fare per ricercare, in base ai principi di solidarietà e di uguaglianza, una definizione etica del tributo nell'era contemporanea? Cos'è il tributo con queste premesse che io vi ho dato? La risposta mi sembra che sia ovvia dopo quello che vi ho detto, che l'evoluzione della nozione di tributo in senso solidaristico e distributivo non consente più di valutare sul piano morale, come spesso mi capita tutti i giorni sentir dire alle persone, il tributo come una mera autolimitazione dell'individuo persona, come una costrizione, una restrizione, avendo riguardo esclusivo alla proprietà privata. Io ho i soldi, io ho la proprietà privata, il tributo mi toglie qualche cosa, no? Non è questo, per un fatto pubblico. Il prelievo fiscale, invece, con questa promessa che vi ho fatto, se l'avete capita, ma penso che l'avete capita, va considerato come una parte inestricabile di un moderno sistema complessivo di diritti, di proprietà privata e di regole di mercato,
Sono norme tributarie che creano le regole del mercato, sono norme tributarie che incidono, che tendono a espandere, a tutelare i principi fondamentali. La proprietà è importante, ma non prevale. La proprietà deve essere oggetto di intervento attraverso le imposte in nome della distribuzione e della solidarietà. Non so se è chiaro questo discorso. Quindi cosa significa sul piano etico? Sul piano della giustizia e dell'ingiustizia nella tassazione? Dobbiamo arrivare alla conclusione di dire che giustizia e ingiustizia in questo sistema che vi ho detto, i diritti proprietari, i diritti economici, deve portare a far sì questo diciamo, contemperamento tra da una parte l'imposta da pagare e dall'altra parte i diritti da soddisfare, devono portare a avere una garanzia dell'autonomia privata, ma anche a bilanciare, a conformare, a intrecciare questi valori, queste ricchezze immateriali, questo benessere e giustizia sociale con la sicurezza che ti dà il prelievo tributario, che ti dà l'intervento pubblico finanziato attraverso l'imposta. Insomma, qui cerco di andare più avanti. Voglio dire, per finire, nei paesi a capitalismo responsabile, se si ragionasse esclusivamente in un'ottica naturalistica e di autoreferenzialità del mercato, in termini di stato minimo, di prevalenza e non di bilanciamento della proprietà sui diritti sociali, se dovessimo ragionare in questo modo, avremmo evidentemente una crisi della solidarietà, una crisi del sistema costituzionale, una crisi del sistema ridistributivo. Avremmo la prevalenza dell'egoismo sull'altruismo che avviene attraverso la spesa pubblica. Tutto questo proviamo a calarlo nella Costituzione e proviamo a vedere che cosa si può dire in termini di rapporto fra tributi e Costituzione. Ora, la stretta integrazione di cui vi ho detto fra il regime legale delle imposte, da una parte, chiediamo soldi a gente, e il regime della proprietà, e il regime di un welfare, di una sicurezza ragionevole, non è un emblema di veterostatalismo diretto ad ampliare oltre misura l'area dell'imposizione e quindi a perseguitare il soggetto contribuente. Risponde a dei valori ben presenti nella nostra Costituzione, che sono lo sfondo etico e il background della Costituzione stessa. Insomma, i nostri costituenti hanno operato nel 1948 la scelta di riconoscere e garantire la proprietà quale strumento di autonomia privata, nell'ambito però non della prevalenza della proprietà sul sistema fiscale, sul prelievo. La proprietà viene tutelata, ma può essere anche ridotta o diminuita dall'intervento dello Stato che chiede tributi a discapito della proprietà. Non è facile pensare in questi termini, però il sistema costituzionale è in questo senso. Insomma, i diritti proprietari non sono un limite alla legge, è la legge che li riconosce, li qualifica i diritti proprietari, ne determina i contenuti e la portata, e quindi se la legge applica imposte,
consente di applicare le imposte, la proprietà può essere lesa, può essere ridotta dalla legge applicando i tributi. È chiaro, non è qui la proprietà che prevale su, ma è la legge che, rispettando la proprietà, però la modifica, la integra attraverso quello che vi ho detto, cioè attraverso il prelievo. Quindi nel caso dell'imposizione fiscale la compressione dei diritti proprietari avviene attraverso il tributo e ha lo scopo di realizzare non un'espropriazione senza indennizzo, capite? Ma il riparto solidaristico dei carichi pubblici a titolo di concorso alle pubbliche spese. Mi pare che questa prima parte è diciamo di tipo teorico, possiamo finirla. Passiamo a vedere adesso che cosa è successo in Italia negli ultimi 50 anni. Ora, chi ha vissuto come ho vissuto io, e voi l'avete vissuto naturalmente, le vicende politiche di questi ultimi 40-50 anni, si è potuto rendere conto che seguendo i diversi orientamenti politici prevalenti, la legislazione ordinaria si è mossa ciclicamente, una volta a favore del discorso che vi ho fatto, no? Il tributo che si pone come prelievo e condiziona, a volte invece la proprietà che prevale sul tributo, si è mosso in questo senso, quindi si è mosso una volta verso il restringimento o a volte verso l'estensione dei diritti civili e sociali, a volte ha ampliato e ha ridotto il diritto di proprietà, a volte gli ha dato maggiore sviluppo. Questo cosa ha portato per noi giuristi, economisti, a quello che viene chiamato la crisi fiscale dello Stato sociale. Abbiamo un Stato sociale che appunto ha una crisi fiscale. In che senso crisi fiscale sociale? Nel senso dell'eccesso della spesa sostenuta per i diritti sociali, nel senso della carenza delle entrate funzionali a questi diritti, nel senso della maldestra gestione dello sistema tributario. Cioè, cosa è successo dopo questa premessa teorica che vi ho fatto con quei principi che vi ho detto? Che quando poi si è andato ad applicare questi principi costituzionali o altro, sono successe queste cose. È successo che c'è stata una cattiva gestione del tributo, c'è stato un eccesso di spesa, c'è stato quello che appunto vi ho appena detto. Quello che voglio dirvi però è che tutto questo è politica. Non ha messo in crisi l'impianto costituzionale che il Paese si è dato secondo i principi che vi ho detto. Insomma, la Costituzione rigida sarebbe dei principi fondamentali, importanti che noi abbiamo, che ci reggono. Quanto al finanziamento del welfare state, c'è, fissa quei principi che vi ho detto. Quindi gli eccessi e le carenze del legislatore, cioè del soggetto che applica la Costituzione con leggi ordinarie, sono stati il frutto non di principi costituzionali, quelli che vi ho detto, ma di scelte politiche più o meno azzardate, legate alla contingenza economica, finanziaria, e quindi hanno dato negli ultimi 50 anni, forse anche di più, delle conseguenze permanenti, patologiche, che hanno messo in crisi la spesa sociale e quindi hanno messo in crisi il finanziamento di essa attraverso i tributi, come si faceva prima. Quindi la crisi c'è stata attraverso la politica, non perché la Costituzione la presuppone o la dà per scontato. Quindi questo che significa, ragazzi, per finire? Significa che alla fine spetta solo alla buona, tra virgolette, politica, alla politica non seduttiva, espressa dalla volontà del Parlamento, di adeguare allo schema giuridico di protezione dei diritti sociali, ma anche di quelli proprietari, tutti e due vanno messi insieme, di adeguare
alla democrazia sociale, di adeguare le regole di mercato, cioè spetta alla politica, nel senso più nobile greco della politeia, comporre il conflitto tra diritti individuali, posti, personali, soggettivi, egocentrici, di protezione dello status quo, appunto i diritti proprietari, e i diritti sociali che rivendicano un'oculata redistribuzione fiscale delle riserve. Siamo arrivati a questo punto, di fatto con la premessa, siamo scesi per i rami della nostra Costituzione, siamo arrivati ad arrivare a questa conclusione. Allora, cosa è successo? È successo che in questi ultimi anni si è tentato di trovare norme, anche in termini costituzionali, l'ha fatto anche la Corte Costituzionale, che contemperassero lo Stato di diritto e lo Stato sociale. E qual è stato il problema che si sono posti per primi i giudici costituzionali? Quando io ero presidente della Corte questi problemi li abbiamo avuti moltissimi, li abbiamo affrontati. Il problema è quello delle modalità di composizione del conflitto fra Stato di diritto da una parte e Stato sociale nel rispetto del principio di uguaglianza. La finanza pubblica è stata importante come strumento per risolvere questo problema e sono stati dei dibattiti molto acuti in sede di Corte Costituzionale per rispondere, per affrontarlo. Abbiamo avuto molte sentenze, state attenti, che hanno fatto pendere la bilancia di valori costituzionali a volte a favore della tutela piena dei diritti sociali, quindi quello diciamolo prima, a volte invece del principio di uguaglianza a favore dei diritti proprietari. Quindi abbiamo avuto una stessa Corte Costituzionale che ha sbandato con diverse sentenze, a volte dato importanza ai diritti sociali, al principio di uguaglianza, a volte invece preoccupata dal pareggio di bilancio, stiamo attenti i conti dello Stato, ha privilegiato altri aspetti, non i diritti sociali. Ecco, quello che mi viene da dire, non so se riesco a spiegarvelo bene, ma questa tendenza della giurisprudenza costituzionale a entrare nelle scelte distributive, a dire questo è bene, questo è male, quello che fa lo Stato, che fa il legislatore, ha portato a dare, ad attribuire alla stessa Corte una specie di potere di bilanciamento tra l'esigenza di equilibrio finanziario da una parte e quella della protezione sociale. Cioè la Corte si dà ancora carico della grave crisi economico-finanziaria e ha cercato di risolvere essa stessa con le sue sentenze. Ora, la mia tesi è che l'ortodossia costituzionale vorrebbe che questo bilanciamento che ha tentato di fare la Corte fosse fatto dal legislatore che rappresenta la comunità e soltanto controllato dalla Corte. È successo invece che spesso la Corte si è preoccupata, quando per esempio doveva cancellare alcune norme, alcune leggi che avevano spese pubbliche, sociali troppo forti, che ledevano il bilancio dello Stato, è stata attenta e ha salvato queste leggi. Altre volte invece, quando si trattava di queste leggi, quando queste leggi avevano un onere finanziario più basso, le ha cancellate perché costava di meno, quindi quanto costava di più le ha salvate, pur essendo esse illegittime quanto quelle altre. Ora, cosa è successo? Questa è la premessa, ma io qui forse non so se è il caso, ma dovrei fermarmi, perché il discorso che ho fatto finora serve come introduzione a fare un discorso
sulla riforma fiscale in fieri, quella che è in corso. Voi sapete che sono ormai mesi che questo governo sta portando avanti delle riforme fiscali, e quindi noi dovremmo adesso fare, lo faremo un altro giorno, se volete ci incontreremo perché mi pare non è il caso, vedere come i principi che finora vi ho detto costituzionali sono applicati dalle leggi che stanno venendo fuori sulla riforma fiscale. È chiaro che qui prevale il discorso della politica, chi la pensa in un modo pensa che questo governo non è coerente alla Costituzione, chi la pensa in un altro modo pensa che è coerente, anzi attua la Costituzione. E io mi ero preparato anche per affrontare questi temi e parlarvi di questo, ma non so se è il caso di andare avanti, perché già ormai sono 40 minuti che io sto parlando e già vi ho distratto abbastanza. Soltanto vorrei dire molto rapidamente, la riforma fiscale affronta i temi che vi ho detto e dando delle risposte. Una delle risposte più impegnative che ha dato è la flat tax, che è l'imposta orizzontale, cioè voi sapete che il sistema costituzionale prevede il principio di progressività, pagano più tasse quelli che hanno più ricchezza, progressività. La flat tax è un'intassa che si chiama flat, piatta, significa quindi che questo principio non viene applicato o viene applicato in modo molto 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 ridotto. Bene, su questo tema bisognerebbe fermarci a fare un'altra lezione, un altro incontro. Altro problema, quindi dobbiamo essere favorevoli a una tassa piatta che andrebbe a toccare la progressività? Risposta la darete voi come cittadini e parlando dei vostri genitori o dei vostri amici. Altro problema, il sistema, come io ve l'ho raccontato, fiscale, è tale per cui succede spesso che non soltanto c'è una lesione della verticalità, no? Progressivo o non progressivo, ma anche della orizzontalità, cioè secondo il tipo di contribuente, no? È un soggetto impiegato, dipendente, che ha un rapporto di pubblico impiego, un rapporto privato, o è un imprenditore, o è un capitalista che soltanto ha finanza e così via, abbiamo un tipo di tassazione che è diversa. È buffa questa cosa. Perché il reddito finanziario deve essere tassato meno del reddito da lavoro? Perché il lavoro deve essere tassato di più del reddito d'impresa e così via, no? È un problema. E questo è un altro problema di cui dovremmo parlarne, io volevo parlarne, ma non è il caso di parlarne. E allora io penso che forse mi conviene concludere questo discorso, perché sono già abbastanza diciamo oscuro, perché ho cercato di fare un discorso teorico sommatico applicato alla mia conversazione con voi e non con loro. Mi è sembrato meglio avere voi come interlocutori. Da come mi guardavate penso che qualcosa avete capito di quello che ho detto, vero? E la conclusione che io darei è la seguente: se dobbiamo costruire un'imposta piatta, questa imposta piatta è un'imposta che può dare un gettito basso, ma se allora questa imposta piatta dà un gettito basso e le uniche imposte che abbiamo sul reddito sono piatte, come dovrebbero essere in futuro, e allora il denaro per fare gli interventi sociali, e allora il gettito sufficiente per avere un paese che si sviluppa, dove andiamo a prenderlo? Questo non è questo da capire, poi questo è il problema. E la risposta può venire da tante parti, posso dare risposte di tipo diverso, ma in termini costituzionali però, insomma, quando hai una cattiva redistribuzione, quando hai un'assenza di progressività, un'equità di tributo è difficile andare a individuare. Si possono andare a cercare di qua di là i soldi, ma non in un'ottica costituzionale tipo quella che io vi ho esposto. Ho finito, mi spiace, mi avete preso di contropiede perché parlare dei giovani non era facile, però ci ho provato. Grazie.